quando sei qui con me. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me, nel cielo. Mandi a tutti vi inviato con questo talk dal 1960 se non sbagli, che sì, c'ero in una stanza di Gino Paoli 1960 per fare feste con Ennio Morricone, che il 10 di novembre alla finute le bellezze di 90 anni. Di solito ripartito con impostare trasmissioni sugli colonne sonori, ma è ormai una roba talmente riscoltate e strascoltate che mi è venuto voglia di la pluia fonte sul lavoro di questo grande musicista che ha cominciato come arrangiatore e direttore d'orchestra con i grandi etichetti discografici italiani, soprattutto con le RCA, ma anche con altri, con la Cetra, con le ricordi e via indicando. E quindi vuoi dare in conto di questo lavoro di arrangiatore e direttore d'orchestra e di questo bravissimo compositore e musicista. Continuiamo con un talk anche a mo' di Gino Paoli, sempre arrangiato di Ennio Morricone, e si intitola Sapore di sale. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui.
passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. E questo era Sapore di sale 1963, sempre con l'arrangiamento di Ennio Morricone. Vuoi fare un'indigestione di canzonetti, ma dicono che hai anche una giustificazione, dicono così, storica e morale. Le ince che diceva Pierpaoli Pasolin su Vie Nuove dal 1964, quindi all'epoca di questi canzonetti che voi la rinascoltare. Sulle canzonette potrei dare due tipi di risposte del tutto contrari. Niente di meglio delle canzonette al potere magico, abiettamente poetico di rievocare un tempo perduto. Io sfido chiunque a rievocare il dopoguerra meglio di quel che possa fare il Boogie Woogie, o l'estate del 63 meglio di quel che possa fare stessa spiaggia, stesso mare. Le intermittenze du cœur più violente, cieche, irrefrenabili sono quelle che si provano cantando una canzonetta. E finì nel trio di Paoli e Morricone con che è il canzone che mi piace di più di Gino Paoli. L'anno è il 1964, ieri ho incontrato mia madre. Ieri ho incontrato mia madre ed era in pena perché sa che ti vengo a cercare, sa che non penso che a te. Ho incontrato mia madre e ha pianto un poco perché sa che non sono più suo, sa che ora vivo per te. Crede di avermi perduto per sempre, che non mi importi più niente di lei. Ora la vita
Tu con un dito ieri ho incontrato mia madre ed era in pena perché sa che ti vengo a cercare, sa che non penso che a te. Ho incontrato mia madre e ha pianto un poco perché sa che non sono più suo, sa che ora vivo di te. E questa era Ieri ho incontrato mia madre, 1964, test di Gino Paoli e musiche arrangiate e orchestrate di Ennio, test e anche musiche di Gino Paoli e musiche però arrangiate e orchestrate di Ennio Morricone. Dopo un test avonde impegnativo, anche di più giudibili, di più allegri, una roba che non arriva dal 62, un biel twist legali, una roba del genere, anche perché Morricone era un tipo sommuta anche lui, giudibile. Non ascoltarsi quindi Edoardo Vianello con Guarda come dondolo. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille lucciole venirmi contro insieme a te. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille lucciole venirmi contro insieme a te. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi d'amore. E questo era Edoardo Vianello con Guarda come dondolo.
Tajanska che l'ha passata all'RCA come arrangiatore, direttore d'orchestra, alla inquintrata spesso e volentieri un giovanotto di nome Gianni Morandi, fa in seguito al bal di prime con un altro bal che aveva tanti mode. In Tajanska, Gianni Morandi con Go Kart Twist. Gire gire vai e non frenare mai, e gire vai e non fermarti mai. Mettiti il casco e salta sul go-kart e vai go kart, e ballerai il twist del go-kart, twist go-kart, twist and twist go-kart. Non devi mai frenare sul go-kart, ma solo andare go kart, e poi ballare il twist del go-kart, twist go-kart, twist and twist go-kart. La sola cosa che devi fare è di girare, di accelerare e di gridare e ballare il twist del go-kart, go-kart. Mettiti il casco e salta sul go-kart e vai go-kart, e ballerai il twist del go-kart, twist go-kart, twist and twist go-kart. E gire vai e non frenare mai, e gire vai e non fermarti mai. E di gridare e ballare il twist del go-kart, go-kart. Mettiti il casco e salta sul go-kart e vai go-kart, e ballerai il twist del go-kart, twist go-kart, twist and twist go-kart. E gire vai e non frenare mai, e gire vai e non fermarti mai. Ed ecco il twist, ed ecco il twist, ed ecco il twist del go-kart. E qui sta Gianni Morandi, Go Kart Twist 1962. Addirittura, ma di Gianni Morandi da collaborazione con Ennio Morricone mi piace ricordare invece il prossimo talk, un talk scritto di Mauro Lusini, è diventato famoso dal 1966 Sapon, te interpretazione di Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne, se cantava Help e Ticket to Ride, oh Lady Jane, oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara ai Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì
a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi, non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Tra-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà ad essere morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma 2 medaglie o 3. E questo allora Gianni Morandi canus chiantava, c'era una ragazza che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, toc scritto di Mauro Lusini e questo orchestrate, arrangiate di Ennio Morricone, sentivi, si flash in prim plan. Un altro bel talk che a me mi è sempre piaciuto di quel periodo lì, è un talk di Polanca, 1964, ogni volta. Che torno, non vorrei più partire, pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui. Ho negli occhi il colore del tuo mare, ho nel cuore l'azzurro del cielo. Ogni volta che devo partire io mi porto il ricordo di te, la mia laggiù, ma il mio sole sta qui, tu sei il sole per me e non vorrei, lo sai, lasciarti mai perché ogni volta che devo lasciarti sento tanta tristezza nel cuore e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta che torno non vorrei più partire, pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui, tu sei il sole per me e non vorrei, lo sai, lasciarti mai perché sta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò, di pensare che un dì tornerò, di pensare che un dì tornerò, 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 tornerò. E questa era Polanca con ogni volta 1964, il restinta stessan, le RCA aveva anche un'etichetta, una sottoetichetta dedicata ai giovani che era la ARC, che era sempre l'RCA ma con le lettere cambiate. Le ARC erano le linee giovani, le linee verdi da RCA e dentro di chi si riduci i giovani cantanti e gruppi tipo i rocks che venivano fuori in quel momento. Nina invece
a individuare un po' di robe che Morricone l'ha fatto con Dino, cominciamo con Eravamo amici sempre dal 1964. Eravamo un dì tanto amici, dividemmo un dì i minuti, più che mio fratello eri un giorno tu, oh oh, eri un giorno tu. Siamo stati sempre insieme, ora tu mi vuoi rubare la mia innamorata, il mio solo amore, oh oh, il mio solo amore. Tu lo sai, non vorrà mai, oh bene a te, tu lo sai, vuole bene solo a me. Ma se vuoi tornare, mio amico, io non ho rancore, ti perdono quel che tu mi hai fatto, non ricordo più, oh oh, non ricordo più. E questa era Dino con Eravamo amici, come che dicevi, le orchestre erano dirette di Ennio Morricone, che appunto in quel periodo lavorava con le RCA e con le etichette delle linee verde, che era le ARC, dove all'incideve Dino e altri giovani di quel periodo lì. Si erano le prime parti sempre con un talk di Dino che pensi il più famoso che si intitola Te lo leggo negli occhi. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me. Forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piangono, mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi, e resta insieme a me, tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei. Un amore vero, te lo leggo negli occhi,
Onde Furlane Spot. La Mitteleuropa Orchestra, espressione musicale dal nostro territorio, si invide a Chiese So, a Palme, città UNESCO per quarte stagioni sinfoniche. 5 concerti event di Nopiardi, dal Teatro Gustavo Modena, dai 19 di ottobre ai 16 di dicembre. Informazioni su programmi, abbonamenti e biglietti su www.mitteleuropaorchestra.it. Biners ai 23 di novembre alle Snoop con un quart che altre muse dal rock, con la Mitteleuropa Orchestra direzione di Igor Zobin, musiche di Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Deep Purple, Doors e Van Halen. Ibrida Radio Show. In davanti c'è capiniere. Ibrida Radio Show. Ogni 2 lunes dagli Snoof su Radio Onde Furlan. Hi guys, you know what I mean, Son Verité is coming back. Yeah, really, Son Verité, your favorite radio program. Rock and roll and go, new fresh music, good food, good beer, pretty girls, pretty boys and a lot of big surprises. What are you looking for? Oh yeah. Ma c'è dite che fantate? Dome che ogni marta sa attaccata si zozzere fin bot, tu puoi ascoltare Sound Verité, musiche parlo duci gus, 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 gus. Radio Onde Furlane FM 90.0. Seconda parte di Gero Vinil 55 80 di UE dedicata ai 90 anni dal maestro Ennio Morricone. Vi inizierà con una canzonetta di Dino e continuiamo le seconde part con una canzonetta di Dino che forse gli ha dato il successo più grande 1965, Il ragazzo di ghiaccio. Quelli come me stan soli, forse non avrò mai niente in un mondo che non m'ha cercato mai, tra la gente che non mi regala un sorriso. Ti perderò, ma credi, forse a modo mio ti amo, anche se non so parlarti, anche se non so cercarti, ma quelli come me non sanno piangere, se te ne vai, non sei la prima e non sei l'ultima. In un mondo che non m'ha cercato mai, tra la gente che non mi regala un sorriso, io ti perderò, ma credi
te ne vai, non sei la prima e non sei l'ultima, ma quelli come me non sanno piangere se te ne E qui sta l'eredino con il ragazzo di ghiaccio, arrangiate, dirette le orchestre di Ennio Morricone. Dal 1955 comincia a scrivere musiche per film e dal stesso tempo lavora come arrangiatore di musiche leggere per orchestre e per le case discografiche RCA italiane. Il direttore artistico Vincenzo Micocci, il famoso Vincenzo Io ti ammazzerò di Fortis, in commissione gli arrangiamenti di talks di artisti italiani che diventeranno quasi tutti, come abbiamo ascoltato, gran successo. Lavorando anche con musicisti come Polanca, Chet Baker e Mina, ma no lasciando fuori per le composizioni da musiche classiche. Dal 50 volte viene assunto come assistente musicale de Rai, ma si dimette il primo di lavoro quando venga a sapere che si sarà di ogni possibilità di carriera e che per volontà del direttore generale di tante volte Filiberto Guala, le musiche di lui componuti, in quanto dipendente dall'ente radio-televisivo pubblico, non saranno trasmettuti. E quindi il Ennio Morricone chiappe si dimetterà e va a fare il suo lavoro che sa fa migliore di tutto. E un altro tocca l'ha venduto qualche milionata di 45 giri alle che canin ascoltarsi come 1965 Jimmy Fontana Il mondo. No, stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno Qui sta Jimmy Fontana dal 1965, Il mondo,
Un anno dopo ben fuori queste canzoni, che è una piccola storia in 3 minuti che conta di un amore nasciuto e morto dal giro di un ignoto. Mina stai telefonando. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non saprì, ti rivedrei. C'è dici, Mina stai telefonando un test, un evore biel con un'orchestrazione di prima categoria, specie di trombi, pling plan, tal ritornello, robe veramente spettacolose, ma oltre a questo, un altro tocco che a me mi piace tantissimo, anche se un test, un evore sbarazzino, le robe sul ieri andante, ma che a me al tempo mi piaceva tantissimo e continua a piacermi anche mo. Resti sempre dal 1965, chi 45 giri arriva proprio di Tachelan, Mariolino Barberis, il Duca della Luna. Voi non avete mai visto le notti d'agosto al mio paese, quando la settima luna accarezza le viole sulla collina. Un cavaliere vestito di stelle cavalca leggero tra i prati ed il cielo. Sei tu, il duca della luna, che torni a ricordare chi ti ha lasciato solo, solo, solo come me. Perciò, oh duca della luna, ti prego non fuggire da me, che sono solo, solo, solo come te.
C'era una notte lontana, splendeva la settima luna d'agosto, ed il tuo pianto d'amore baciava le viole sulla collina. Quando dal cielo ti han visto le stelle, ti han preso per mano e portato lontano lassù, nel regno della luna, sul tuo cavallo bianco. Non sei più solo, solo come me. Sei tu, il duca della luna, che torni a ricordare chi ti ha lasciato solo come me. Perciò, oh duca della luna, ti prego non fuggire da me, che sono solo come te. E qui sta l'ere Mariolino Barberi, che, come si dice, ha sparato un colpo dopo. Alle sparite dall'anonimate di tanti che sono venuti su. Dopo di lui, il Duca della Luna, ma comunque resta sempre un bel toc giuldibile. Una roba un po' più serie e chiste che non si arriva dal 1969, quindi essere in lazzi in davanti anche i test di canzoni risentivi dall'atmosfera e dal periodo, sempre con le collaborazioni di Ennio Morricone e Sergio Endrigo con Una breve stagione. Mia è la tua gioventù, nel mare dei tuoi occhi chiari, già so che mi perderò. Mia, la tua felicità è come un vento che ci prende per mano e ci porta via. Dove andrai sarò, nessuno al mondo può stagione può finire, ma ormai tu non morirai in me, ma ormai tu non morirai. E qui sta l'era Sergio Endrigo, 1969, una breve stagione, collaborazione sempre col maestri Ennio Morricone. Un po' alle volte Ennio Morricone comincia a abbandonare le orchestrazioni, gli arrangiamenti dai discos di altri, se si dedica sempre più
alle sue composizioni, alle sue colonne sonore, anche se anche molta i presens dal 70, per le precisioni dal 74, all'intervento in studi naturalmente dell'RCA di Roma, per collaborare con le sue orchestrazioni e arrangiamenti dal terzo album di un cantante che si chiama Riccardo Cocciante, che lo fa conoscere al gran pubblico, partendo insieme alle classifiche grazie al 45 di gran successo, bella senza anima. Ma non ne ha sentito un altro tocco, anche perché gli arrangiamenti di Bella senza anima sono di Franco Pisano, mentre l'arrangiamento di Morricone si sente in chi tocca che a me mi piace un evore e che si intitola Quando finisce un amore. Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti, e non ti basta ormai più niente. E in fondo pensi ci sarà un motivo, e cerchi a tutti i costi una ragione, eppure non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. E vorresti cambiare faccia, e vorresti cambiare nome, e vorresti cambiare aria, e vorresti cambiare vita, e vorresti cambiare il mondo. Sai perfettamente che non ti servirebbe a niente, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei nelle tue ossa, perché c'è lei nella tua mente, perché c'è lei nella tua vita, e non potresti più mandarla via, nemmeno se cambiassi faccia, nemmeno se cambiassi nome, nemmeno se cambiassi aria, nemmeno se cambiassi vita, nemmeno se cambiassi il mondo. Potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso, perché quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere, ubriacarti, e non ti basta ormai più niente. E in fondo pensi ci sarà un motivo, e cerchi a tutti i costi una ragione, eppure non c'è mai una ragione perché un amore debba finire.
E con Riccardo Cocciante che l'ha cantato Quando finisce un amore, tirato fuori dall'LP Anima pubblicato dal 74 con l'arrangiamento di Ennio Morricone. Si è in queste puntate di Giovedì 55-80 dedicate appunto per fare feste per i 90 anni dal maestro Morricone. Io ospiti come al solito voi vot lunis a 4 dopo di misdì in diretta dalle frequenze dai 90 MHz di Radio Onde Furlane. Mandi a tutti le bande di Agno.